Mirko Cina, ecco, oggi seconda fase dopo la Valle dei Templi, e oggi a Bivona si presenta il film, si filma questa intesa, diceva il produttore, molto probabilmente già in estate inizieranno le riprese di questa produzione molto interessante che riguarda appunto anche Bivona. Ritengo che sia un'importante occasione. Stiamo portando avanti questo importante progetto assieme alla produzione. Noi firmeremo oggi il protocollo d'intesa dove metteremo a disposizione della produzione stessa tutta la logistica necessaria di quando si girerà il film quest'estate. È stato firmato un protocollo d'intesa pure a Noto, quindi i comuni coinvolti sono Bivona e Noto, e racconta una storia, una bella storia, una storia anche per certi versi triste, di bambini di uno spaccato di quello del dopoguerra all'interno di una struttura grande che è l'Antica Giacomo Rosario, che è sopra Bivona, che è stato costruito con i fondi Marshall e che ha dato la possibilità a tante famiglie indigenti di poter lasciare là i bambini. Quindi è una storia che sarà proiettata con molta probabilità sulla RAI e a noi ci dà l'occasione per promuovere e per far conoscere questo territorio. Ieri abbiamo avuto un incontro con l'assessore regionale al turismo, abbiamo investito di questo importante progetto e l'obiettivo quindi nostro è questo, quello di promuovere le bellezze di questo territorio, perché ritengo che abbiamo bisogno di cultura e penso che questo film possa essere uno slancio anche per questo, come è stato Nuovo Cinema Paradiso per Palazzo Adriano, spero che lo sia anche per Bivona e per tutto il territorio vicino Bivona. Siamo qui a Bivona, tra qualche minuto firmerete questo accordo al via sulla produzione del film I bambini della Croce Bianca, ne parliamo con Paolo Ghezzi che è il produttore. Dopo la Valle dei Templi oggi anche Bivona. Oggi la prosecuzione dei lavori di formalizzazione degli accordi per continuare le attività, perché si erano sospese un po' con il cambio in regione, la politica eccetera, eccetera, però comunque sono fatti logistici, adesso riprendiamo con felicità queste attività. Devo dire che le istituzioni sono state pronte, efficienti, veloci, entusiasti e oggi ci accingiamo a firmare questo protocollo perché se ci riusciamo quest'estate veniamo qua a fare il film. Allora, il mio ruolo è uno di quei personaggi, non voglio svelare molto perché poi il film si basa molto anche sulle attese e sulle aspettative, però vi posso dire che è un personaggio che andrà un po' a rendersi conto di quello che era l'istituto, di quello che veniva vissuto all'interno dell'istituto e che rimane colpito da questa storia. Questa storia è molto emotiva, molto pathos, è una cosa che ha portato sia la produzione che me in quanto attore, quando mi è stato proposto di partecipare a questo film, è proprio quello che colpisce, il pathos o le emozioni che tira fuori il grande cuore di questo paese, il grande cuore di questa gente che, soprattutto considerando gli anni in cui è stata vissuta, non era facile dare un futuro, dare una vita normale a così tanti bambini che vivevano in uno stato di povertà assoluta.